Le scuole sono state chiuse e in altre si fa scorta di acqua e sali per reidratare i più piccoli. Milioni, miliardi di galassie distanti innumerevoli anni luce dalla Terra. Gli scienziati, tra cui alcuni ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, hanno trovato il modo di misurarle lo stesso. Grazie a una tecnica che sfrutta l'intelligenza artificiale è possibile calcolarne forma e dimensioni. La rete neurale che accelera queste osservazioni astrofisiche si chiama GalNet. Simona Tanzini. Sono miliardi e sono bellissime, che siano ellittiche, irregolari o a spirale, ma la forma delle galassie non è solo una questione di bellezza, può dire tanto sulla loro storia evolutiva e a raccontarla può contribuire anche l'intelligenza artificiale con un progetto GalNet coordinato dal professor Nicola Napolitano e sviluppato da un gruppo internazionale di scienziati, anche dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Si tratta di reti neurali capaci di riconoscere i parametri delle galassie grazie a un processo di apprendimento con simulazioni e modelli analitici. Rendiamo queste immagini realistiche per renderle simili a delle reali osservazioni di galassie e insegniamo alla rete a riconoscere quelle galassie con quei parametri specifici. E quindi quando la galassia, la rete neurale viene applicata a dati veri, associa quei dati veri a quelle simulazioni. Non solo forma, dimensione e luminosità, la rete neurale può stimare anche massa stellare, distanza, contenuto di materia oscura, proprietà delle stelle, molto velocemente. Una volta che la rete è addestrata e la applichiamo ai dati reali, i tempi necessari possono essere anche migliaia di volte inferiori ai tempi che le tecniche usuali necessitano. Ottenere più informazioni sulle galassie vuol dire cercare di capire come si sono formate e evolute, anche quelle a grandissima distanza, fino a epoche prossime all'istante iniziale in cui si crede sia nato l'universo. Per esempio, le galassie ellittiche sono molto grandi. Quello che crediamo è che queste galassie siano diventate così grandi perché lungo la loro vita hanno subito dei processi che si chiamano merging di galassie, cioè diverse galassie si sono fuse assieme e quindi la dimensione della galassia finale è aumentata. E per noi quindi conoscere la forma di queste galassie, conoscere quant'è la dimensione di queste galassie, è fondamentale per capire questo tipo di processi. GalNet è stata applicata ai dati su decine di migliaia di galassie del telescopio VST sulle Ande cilene, con un'osservazione di area di cielo equivalente a 7.000 lune, ma i telescopi arriveranno a osservare miliardi di galassie, quelli spaziali come Euclid o da Terra come Vera Rubin, alle cui osservazioni è legato lo sviluppo di questa rete neurale. Sarà necessario nel futuro prossimo, perché osserveremo un numero esorbitante di galassie, ok? Che con tecniche usuali richiederebbero mesi per essere analizzate. Abbiamo bisogno delle tecniche che con uno schiocco di dita ci permettano di ottenere le informazioni di queste galassie. L'audacia della scienza e dei giovani che ne scoprono gli aspetti più importanti ma anche i più divertenti sono al centro del Festival della Scienza di Vibo Valentia.